In questa burrata mi sono occupato di questo progetto, possa dire la Sardegna, di Serrauso, di Irisi e di Oe, e appunto in occasione di fare una lezione, un corso, usare spicciocoso dell'Istituto Agrario di Tortoria e spicciocoso di Sipsia, tutto istituto professionale. Il progetto Desterrados de Iris e de Oe nasce dall'idea di monitorare in senso storico l'idea dell'emigrazione come movimento, come dinamica, a partire già dai primi esempi di emigrazione politica, che sono quelli che troviamo dopo la sarda rivoluzione con Gian Maria Angioy, esule a Parigi, e che in questa città morirà nel 1808. Durante le lezioni come spicciocco ho fatto un quadro storico di questa situazione in Sardegna durante il periodo della sarda rivoluzione, Osannarri, e approfondito in particolare proprio la figura del Desterraus, dell'emigrato sardo, commenti a Giovanni Maria Angioy, commenti a Matteo Luigi Simon, tutte queste figure sono importanti della storia sarda, protagoniste della figura. Il 28 aprile sul 1794 succede Savolutto de Cassetto, Sadia e Sacciappa. Lo stato particolare è stato ricordato proprio con questo nome, Sadia e Sacciappa. E che succede? Succede che tutti gli stranieri, tutti i continentali, gli piemontesi, ci vogliono in Cassetto, volete stare su un barcaggio del Nantes e bagaggio di Sardegna. La cosa particolare è che quando scegli cinifu continentali, cinifu sardo, il sardo fa una specie di prova, narra a tutti denari costruiti, ciciri, nara ciciri. E ci non fu sardo, ci non continentali, non riesce a andare su quello, mancare stroppiante nuovo su quello, una volta cigiri o cigiri, non vuoi tutto diverso. E scopriamo che non fu sardo, ma continentali, e addirittura era imbarcato a Nantes. È stato un lavoro che si è portato avanti su due filoni, sia quello archivistico che quello documentario. E abbiamo monitorato tutta la mole di notizie cronachistiche, in particolare, oppure anche il reportage di fine Ottocento sulle condizioni dei sardi. E per noi ragazzi Picciocco non sono interessato, antipartecipato, non sono legato alle storie via, ma sono legato alle identità, sono legato della sarda, del concetto di nazione. Io sono trattato temi differenti e poi, seguendo un po' ci vuole interesse di spicciocco, ci hanno assistito a lezioni. Sì. In questo progetto mi sta parlando della storia della Sardegna, poi se stai perdendo dei questionari delle antiche tradizioni. Questo progetto mi piace come gusto, come che nos ha spiegato la storia della Sardegna e nos ha tenuto per che noi non siamo come pensare noi, non siamo bestie, non siamo animali, non siamo banditi, la sapere è gente normale e per il meglio esatto la sapere. Da questo progetto mi piace
esa bandiera des cuatro moros, des concas que antes llegaban estos cuatro capos árabes, e poi per il gusto dessa cultura que nós temos, que sono un po' polonoso. Meras personas sind punti andadas a dessa Sardegna, trabalho, a fare mini pescato, cercai non possuinare, ma anche posso farmi proprio, senti punti di cosa andai dessa Sardegna, emigrai presque tutto in America. I ragazzi sono stati molto interessati, hanno seguito tutti, anche quelli che normalmente non hanno grandi capacità attentive, che non seguono una lezione per 2 ore. Poi mi sono accorto un'altra cosa, che allegando un sardo per io, i spicciocchi sono avuto stato mera prosa attento, antisigo con prosa attenzione e in prosu hanno fatto un meta prosa intervento. Una lezione in sardo è meta prosa interessante secondo me, a me mi piace da legare su sardo, è una lezione interessante e secondo me per il simpatico si comprende per il meglio. Tenere piuttosto limpo, perché quando si sardo e si italiano. È giusto che si visioni di quello che sa. Adesso io ho potuto notare che hanno seguito tutti e soprattutto hanno partecipato, sono intervenuti, hanno fatto domande, sono stati curiosi e partecipi. Siamo stati a Bono, nel paese natale di Giovanni Maria Angioi, dove abbiamo potuto visitare il paese, il murale dedicato alle vicende angioiane, e abbiamo visitato alcuni siti, la sua casa natale, il colle di San Raimondo, dove i bonesi respinsero le truppe viceregge che sono venute da Cagliari nel 1796 per radere al suolo il paese dell'Alternos. E quindi i ragazzi con grande entusiasmo e con grande effervescenza hanno potuto trascorrere una mattinata in questo territorio teatro di una storia importante per la Sardegna, ma non solo, direi una storia importante per tutta l'Europa. Io credo che progetti come questi siano progetti di grande utilità didattica, siano progetti formativi, siano progetti che servono a dare misura di quanto gli uomini e le donne, quando entrano dentro i profondi meandri della loro umanità, siano tutti uguali e abbiano tutti gli stessi titoli e gli stessi diritti. Fritta e lontana, capitino che disperato, hanno rintreo disoccupato e non va verso di cambiare, ma desa cosa si in andare, si questa crisi non ha da finire, a te l'orba posano fuire. Non piangere